La Giunta Comunale di Venezia ha dato il via libera al contributo d'accesso in città. Si parte in primavera con una fase sperimentale, 5 euro a persona per i veneti, solo l'obbligo di prenotazione. Arrestato in Germania il 44enne Valerio Salvatore Crivello, accusato di essere un killer dell''ndrangheta, latitante da 3 anni, era evaso dagli arresti domiciliari a Scorzè. Emergenza migranti, nuovi arrivi sono attesi nei prossimi giorni a Padova, dove 130 persone sono ospitate in 3 palestre. Preoccupazione in città in vista del ritorno in classe, ma il prefetto rassicura scuole libere entro il 7. Il vescovo di Treviso Tomasi per la prima volta in visita all'ex caserma Serena, centro d'accoglienza per i richiedenti asilo. L'appello a parrocchie e istituzioni perché ognuno faccia la propria parte. Dal prossimo fine settimana torna il volo diretto tra Treviso e Londra, scalo a Luton, all'annuncio oggi del sindaco Mario Conte che promette a breve la passerella pedonale sulla Noalese. Siglato l'accordo per la cessione di ramo d'azienda di Safilo a Telios e Innovatec, ma il fronte sindacale si spacca, tutti i dipendenti ricollocati, salvi i posti di lavoro. Nonostante l'assenza di alcune star americane, la Mostra del Cinema di Venezia fa registrare un aumento di presenze in sala rispetto al 2022, 80 anni celebrati con il documentario La parte del leone. Edizione regionale dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque, lo avete sentito, la Giunta regionale di Venezia ha dato il via libera al contributo d'accesso. Si parte in primavera e sarà una fase sperimentale. Parte la sperimentazione del contributo d'accesso nel 2024, dalla primavera del 2024. Finalmente approdiamo per la fase finale in Consiglio Comunale per l'approvazione il 12 di settembre. Oggi è stata approvata la delibera di Giunta che dà indirizzo di presentare l'emendamento di Giunta che conclude questo iter dopo aver ascoltato associazioni e veneziani. Finalmente si cercherà concretamente di disincentivare il turismo giornaliero in alcuni giorni dell'anno. La Giunta Comunale riunitasi oggi ha dato dunque il via libera. Chi dovrà pagare? In linea generale i visitatori giornalieri sopra i 14 anni. Saranno esclusi i residenti nel Comune di Venezia, i lavoratori anche pendolari, gli studenti di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in città o nelle isole, i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l'IMU nel Comune. Esentato invece chi soggiorna in strutture ricettive del territorio comunale, quindi i turisti pernottanti, i residenti nella regione, i ragazzi fino ai 14 anni, chi necessita di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell'ordine in servizio, coniuge, convivente, parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il contributo e una serie di ulteriori esenzioni. Una sperimentazione a cui noi ci approcciamo con grande sensibilità, con grande anche umiltà, perché siamo convinti che sia un percorso sicuramente migliorabile, sicuramente oggetto di interventi che possano in qualche modo renderlo ancora più fluido nella sua gestione. Cercheremo di pesare il meno possibile in termini di oneri sulla prenotazione, sarà invece molto semplice, molto legata al digitale e consentirà di raccontare al mondo che in alcune giornate, nelle giornate particolarmente affollate, non è consigliabile la visita in giornata alla città e quindi conviene prenotarsi per un altro periodo, scegliere un altro giorno. Inizialmente il contributo sarà di 5 euro, poi si vedrà durante la sperimentazione cosa cambiare o mantenere. Al momento si parla di circa 30 giornate, il cui calendario sarà diffuso nelle prossime settimane, soprattutto ponti primaverili e weekend estivi. Restiamo nel veneziano, ma abbiamo la cronaca adesso perché è stato arrestato in Germania il 44enne Valerio Salvatore Crivello, killer 'ndranghetista, evaso dai domiciliari a Scorzè nel novembre 2020. Su di lui pendeva un ordine di cattura internazionale. Si era sottratto all'ordine di esecuzione per la carcerazione evadendo dall'abitazione dei genitori a Scorzè ed è stato ora fermato a Keitum in Germania dal personale dell'Ufficio federale di polizia criminale tedesca e del nucleo investigativo del reparto operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Venezia attraverso il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. L'autorità giudiziaria tedesca ha avviato le procedure di estradizione in Italia. E adesso la violenta rapina avvenuta nel Padovano a Cartura sabato sera, ancora sotto shock la famiglia aggredita da una banda di 4 persone. Intanto proseguono le indagini, si passano al setaccio le immagini di videosorveglianza. Signor Roberto, come sta adesso?
Psicologicamente sono ancora un po' abbattuto perché non riesco a dormire via. Il dolore alla spalla, non riesco a alzare il braccio, questo lo muovo un po' perché ho ancora un dolore anche. E qua adesso ho cambiato cerotto anche stamattina. Ha su tutto il corpo i segni della violenta lotta con i banditi, come lui il figlio quarantenne e la moglie erano in casa, Roberto Martello e la sua famiglia, quando sabato sera 4 persone, forse nordafricane, si sono introdotte nella villetta dove vive a Cartura, attrezzate di tutto punto per aprire la cassaforte. E proprio in taverna i 3 si sono diretti, non esitando a farsi strada con la forza. Mia moglie è seduta qua, io sto facendo l'impiego del telefonino. Giro la testa e vedo sta gente che viene giù. Ci hanno minacciati continuamente. Io sono andato con un amato per difendermi, per scoprirgli la faccia. Lui ha dato uno spintone a mia moglie. Automaticamente arriva mio figlio che si trovava in studio perché ha sentito dei rumori e anche lui l'hanno buttato per terra. Un coltello e un cacciavite in mano, i banditi hanno colpito violentemente alla testa lui e il figlio con questo paiolo di rame. Un furto organizzato, sospettano gli inquirenti. I carabinieri in queste ore stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona a caccia della banda fuggita con l'auto della famiglia, che è stata poi abbandonata e ritrovata dagli investigatori. Ladri che non si sono accontentati di arraffare i contanti dalla cassaforte, circa 3.000 euro. Aveva una catenina al collo, me l'ha strappata e più anche a mia moglie le ha preso la mano, le ha portato via anche l'anello che aveva al dito. È dura, ecco, ha capito, psicologicamente non lo so. Restiamo a Padova con l'emergenza migranti. I nuovi arrivi sono attesi nei prossimi giorni nella città del Santo, dove dopo Ferragosto circa 130 persone sono ospitate in 3 palestre, 2 di 2 scuole. Grande la preoccupazione in città in vista del rientro in classe dal prossimo 13 settembre, ma il prefetto rassicura scuole libere entro il 7 settembre. State lavorando? Niente da dire, certo, come tutti i prefetti d'Italia e come tutti i sindaci d'Italia. È preoccupato che arrivano tante persone, è finito? Ma non so i numeri, sa solo lui, basta. E che devo sapere qualche soluzione, sto pensando. La cerimonia di avvicendamento del comandante della Legione Carabinieri Veneto è l'occasione per un faccia a faccia tra il prefetto di Padova, Francesco Messina, e il sindaco della città, Sergio Giordani. L'arrivo di nuovi migranti preoccupa il primo cittadino, che è anche presidente della provincia. In totale adesso sono ospitate 138 persone, 56 nella palestra dell'Istituto Agrario San Benedetto da Norcia, 40 in quella della Scuola Media Falconetto, altri 42 sono nella palestra comunale di Feriole di Selvazzano e il 13 settembre inizia la scuola. Il giorno 7 vengono liberate. E lui il prefetto ha confermato, per non cominciare la scuola, il prefetto mi ha appena confermato ciò. E dove vanno? Questo perché era il prefetto. E abbiamo preso un impegno e mi pare che sia giusto che gli studenti possano fruire, che gli scolari in questo caso possano fruire degli spazi che sono demandati anche alla loro educazione e formazione, in questo caso sportiva. La rassicurazione è la più ampia, le scuole saranno restituite al loro compito istituzionale, il problema è adesso reperire nuovi posti. Padova non ne ha più, precisa il sindaco Giordani. Abbiamo 150 nel SAI, abbiamo minori accompagnate, non abbiamo più uno spazio, abbiamo dato all'ostello, non abbiamo più spazio. La discussione, anche se vivace, era quando arrivano, dove li mettiamo? Come regione, come provincia. Secondo lei c'è l'ipotesi di una tendopoli a Padova? No, non credo proprio. Istituzioni al lavoro su un fronte delicatissimo sulle soluzioni per l'accoglienza. Ogni decisione resta in capo alla prefettura. Questo è un tema che io non intendo condividere con la stampa, perché è un tema che spetta alla gestione del prefetto e del quale il prefetto si fa carico senza bisogno di, come dire, presentare le soluzioni, insomma. Troveremo una soluzione. E questa mattina il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi, è andato in visita al centro d'accoglienza dell'ex caserma Serena d'Osson di Casier. Forte l'appello a tutti, parrocchie, istituzioni, ma anche agli stessi migranti perché ognuno faccia la propria parte.
La questione dell'accoglienza è importante che venga condivisa soprattutto dalle comunità che accolgono. Lì dove ci sono possibilità, lì dove ci sono risorse, è bene che le parrocchie si attivino, avranno tutto il sostegno sia logistico che anche di mediazione, per esempio dalla Caritas. La diocesi di Treviso apre all'accoglienza dei nuovi invii di migranti nelle parrocchie. A confermarlo oggi il vescovo Tomasi in visita all'ex caserma Serena, dove ha celebrato la Santa Messa aperta anche alla comunità musulmana. Un segnale concreto della Chiesa quindi alle istituzioni, ma anche agli stessi migranti, sottolineato dall'omelia con un passaggio ben preciso. Ognuno deve fare la propria parte, ci sono le istituzioni dello Stato, ci sono gli enti locali, ci sono le cooperative, le associazioni, c'è la Chiesa, ci sono le comunità religiose. Questa è la storia del nostro tempo, le persone sono in movimento e sono qui da noi e sono persone. Anche loro devono fare la loro parte di inserimento nel tessuto sociale. Certamente, certamente, e chiaramente lì dove ci sono comportamenti sbagliati si sanzionano i comportamenti sbagliati perché è giusto che sia così, ma lì dove c'è la voglia di inserirsi, la voglia di lavorare, non è uno scherzo per nessuno di loro. Lavoro quindi come elemento essenziale di inserimento nelle nostre comunità, accompagnato però anche da strutture abitative che diano una reale indipendenza personale. Per questo anche oggi si è parlato del progetto del sindaco di Treviso per una sorta di ufficio di collocamento al lavoro dei migranti. Abbiamo consegnato al sindaco una lista degli ospiti con le professionalità che si portano dietro, quindi con i loro bagagli culturali. Momento difficile però è quello successivo, perché il lavoro in questa provincia è molto florido da questo punto di vista, mentre almeno lo è dal punto di vista abitativo, e quindi i ragazzi poi non trovano, una volta trovato lavoro, una sistemazione, una casa. E qui torna l'esperienza di 20 anni fa con gli immigrati che lavoravano nelle fabbriche e dormivano in case o capannoni diroccati o nella rullotopoli della Croce Rossa lungo la strada ovest, per i quali poi gli industriali costruirono a Casier 20 appartamenti, oggi di proprietà del comune. L'idea di 20 anni fa di Casier probabilmente potrebbe anche essere una sorta di ripresa, ma dobbiamo far capire ai piani alti che diano anche secondo me, una possibilità di sgravi fiscali, cioè incentivare anche gli industriali a poter dare una mano alle amministrazioni e mettersi assieme per trovare delle nuove disponibilità, delle nuove risorse. Dal prossimo fine settimana torna il volo diretto Treviso-Londra, lo ha annunciato il sindaco Mario Conte. Siamo riusciti a riportare la rotta Londra-Treviso, che è una rotta importante sia per i trevigiani che vogliono andare a Londra, sia per i tanti trevigiani che vivono a Londra e che vogliono rientrare a casa. Dal prossimo fine settimana Treviso torna a collegarsi con Londra. Prenotazioni aperte per i voli tra l'aeroporto Canova e quello inglese di Luton con Ryanair. Voli previsti nelle giornate di mercoledì e domenica. Credo che anche passata la tornata elettorale, dove i rappresentanti del Comitato No Aeroporto hanno raccolto circa una 16ina di voti, io credo che non ci sia più un tema da questo punto di vista. Sindaco molto attento ora a migliorare soprattutto l'area esterna del Canova, dove sta avanzando il cantiere per la passerella pedonale sopra l'Annoalese. Credo che nel giro di qualche mese la passerella sarà completata, anche perché al netto delle opere di fondamenta poi la passerella è una struttura prefabbricata e quindi di veloce composizione. L'abbiamo chiesta con il doppio ascensore, con le rampe, quindi insomma è una struttura decisamente importante, ma soprattutto la attendiamo con fiducia per risolvere i problemi viari. CISL e UIL con le rispettive organizzazioni di categoria hanno siglato l'accordo per la cessione di ramo d'azienda di Safilo a Telios e Innovatec, differenziato il programma di ingresso al lavoro per i dipendenti, 250 andranno alla Telios e il passaggio sarà completato entro la tarda primavera 2025, 220 la previsione per Innovatec entro il medesimo anno con la possibilità di uscite volontarie per 50 di questi. Tempistiche stringenti, piano industriale di riassorbimento dei lavoratori ex Safilo da realizzare entro il 2025. Da una parte Telios, il colosso del lusso, pronta ad accogliere 207 operai, 18 intermediari e 25 impiegati e ad acquisire il ramo d'azienda della galvanica, pregalvanica e verniciatura. Dall'altra Innovatec di Carlo Fulchir, 220 dipendenti sulla carta, 206 effettivi ad oggi, che si occuperà di finissaggio, conto terzi e altre lavorazioni, pronta a lanciarsi nella produzione di lenti entro il 2024.
L'accordo della cessione di ramo d'azienda della storica occhialeria di Longarone è stato siglato stamattina nella sede di Veneto Lavoro al tavolo convocato dall'assessora regionale Elena Donazzan, che entro fine mese riunirà entrambe le aziende subentranti. Chiudiamo un buon accordo, io ne ho visti tanti di accordi, ho visto anche tante vertenze, purtroppo non tutte si concludono positivamente. Questa è un buon accordo per 3 ragioni. La prima, perché abbiamo trovato degli acquirenti e quindi la continuità produttiva, che è sempre l'obiettivo della Regione del Veneto con l'unità di crisi, cioè continuità nella produzione. Dall'altra la salvaguardia occupazionale. Non abbiamo lasciato solo nessuno, si potrebbe dire, quindi molti lavoratori assorbiti, tutti in questo verbale di accordo, e se qualcuno non dovesse scegliere di stare lì, il territorio animato da noi ha dato disponibilità, no, di altri posti di lavoro. In calce all'accordo la firma di Fenca Cisle e Wiltec Will. Abbiamo trasformato una criticità in un'opportunità. Ricordo che eravamo partiti con Safilo, che aveva dichiarato la non strategicità del sito e quindi il rischio di tutti i lavoratori. Siamo qui oggi con tutti i lavoratori nel loro posto di lavoro. Non si tratta comunque di un punto di arrivo, bensì di un punto di partenza. Siamo consapevoli che ora si tratta di governare quello che nell'accordo abbiamo sottoscritto, dobbiamo farlo rispettare, dobbiamo vigilare affinché i 2 piani industriali e le 2 realtà siano in grado di mettere a terra lavoro, sviluppo e soprattutto garanzie di occupazione nel tempo. Non ha firmato Filtem CGIL, che oggi, numeri alla mano, torna sul referendum tra i lavoratori di venerdì scorso e afferma che il sì è arrivato solo da chi sarà assorbito da Telios. Noi passiamo da un'azienda come la Telios, una multinazionale del lusso, con delle certezze dal punto di vista industriale, a un'azienda che sostanzialmente è nata recentemente, perché Innovatec era una società sostanzialmente che non aveva, come dire, attività produttive in essere, diventando, come dire, un conto terzista di fatto, perché basta guardare il piano industriale anche della Telios. E dunque se Innovatec deve fare conto terzismo per Telios, aggiunge Marra, perché il colosso di LVMH non ha ragionato approfondendo il tema delle competenze dei lavoratori Safilo. Alla CGIL in queste ore la richiesta di Cisle Will di ricucire quanto prima lo strappo, perché ora più che mai è fondamentale ricomporre l'idea unitaria di sindacato. TAV, sopralluogo del sindaco Giacomo Possamai con i tecnici sul passaggio dell'alta velocità ad alta capacità ferroviaria. Si riapre il dibattito sulla stazione, sia la riqualificazione della stazione, no all'interramento dei servizi e del transito dei passeggeri, no al sottopasso pedonale davanti al piazzale. TAV, passaggio alta velocità e alta capacità a Vicenza, partita aperta sul tema della stazione. Oggi il sindaco Giacomo Possamai a confronto durante un sopralluogo con i tecnici RFI e IRICAV 2. Tra i temi all'ordine del giorno è stato rilanciato quello storico relativo al sottopassaggio davanti alla stazione, attraverso la disamina di benefici finali e relative complicazioni dal cantiere ai costi. Rilanciato anche un secondo aspetto che riguarda le parti interrate. Noi insistiamo su un punto, cioè che l'obiettivo deve essere quello di interrare la strada che passa davanti alla stazione, e però di evitare invece che sia interrata la stazione e le funzioni della stazione, per cui per esempio la piazza Ipogea che c'è nel progetto non ci convince per motivi di sicurezza. Siamo nella zona di Campomarzo, è importante il controllo, il presidio del territorio, quindi abbiamo chiesto di tenere in superficie tutte le attività della stazione e invece di continuare a insistere sulla progettazione davanti alla stazione per prevedere l'interramento della strada. Infine, in senso più ampio, è stato affrontato il tema relativo alla riqualificazione, rifunzionalizzazione e ripopolamento, con lo sguardo sui negozi sfitti della stazione, da realizzare con interventi a breve e medio periodo. Oggi ci sono troppi negozi sfitti, è una stazione che non ci soddisfa, che non funziona così com'è, per cui servono investimenti. Intanto serve ripopolarla di attività e di negozi, quindi serve una politica dei prezzi più bassa, che già sta mettendo in campo 100 stazioni, ma poi serve una riqualificazione complessiva, per cui un grande investimento per rifare la stazione, per rinnovarla, e su questo presto ci verrà presentato un progetto che speriamo possa essere messo in campo. Con una solenne cerimonia nella piazza d'armi della caserma di Padova si è insediato il nuovo comandante della Legione Carabinieri Veneto, il generale di brigata Giuseppe De Liso.
La fanfara del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia e i militari in grande uniforme speciale, le specialità dei carabinieri, tra questi i cinofili. La piazza d'armi della caserma Acquedotto e Maronese di Padova saluta l'avvicendamento al comando della Legione Carabinieri Veneto alla presenza del generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto. 5.000 militari, 32 compagnie, 5 tenenze, 269 stazioni, una presenza capillare, quella dei carabinieri, ricorda il generale di divisione Giuseppe Spina, che dopo 2 anni lascia il comando. Ho conosciuto una realtà, quella veneta, straordinaria, vivace, scattante, scalpitante, e scenderò in Sicilia ad occuparmi delle responsabilità della terra della Sicilia, con riferimento agli aspetti di sicurezza e alla gestione degli assetti dell'Arma dei Carabinieri dislocati in quella regione. Un pensiero ai 438 militari feriti e in particolare al vicebrigadiere Marco Scuderi, ancora ricoverato dopo essere stato investito il 14 luglio a Padova da un uomo di 55 anni che si era presentato a casa dell'ex compagna nonostante un divieto di avvicinamento. Al comando della Legione da oggi il generale di brigata Giuseppe De Liso, finora comandante provinciale di Palermo. Lavorerò per questa terra con la stessa passione e con la stessa determinazione con cui ho lavorato nel percorso della mia carriera. Sono orgoglioso e fiero di poter servire i cittadini del Veneto. Una regione dove siamo quasi in tutti i comuni e come la nostra organizzazione territoriale ci consente di essere vicino ai cittadini. Alla cerimonia presenti le massime autorità regionali e cittadine. Dopo una lunga malattia è scomparso Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, di cui fa parte la Fiera di Vicenza. Aveva 84 anni, nato a Rimini, sposato, padre di 2 figli. Dopo una lunga attività politica come assessore del comune di Rimini, dal 1995 diventò presidente della Fiera di Rimini. Dopo l'integrazione con la Fiera di Vicenza nacque Italian Exhibition Group SPA, di cui Lorenzo Cagnoni era stato presidente dal 1 novembre 2016. Cambiamo completamente argomento. Nonostante l'assenza di alcune star americane, la Mostra del Cinema di Venezia fa registrare un aumento di presenze in sala rispetto al 2022. La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, anche senza alcune star americane, fa il boom di presenze. Nei primi 5 giorni del festival, da mercoledì a domenica scorsi, si sono venduti 35.000 biglietti, il 10% in più rispetto al 2022, di cui 6.300 abbonati, 114.000 presenze in sala con una crescita del 18% guardando allo scorso anno e 11.300 sono stati gli accreditati. 80 edizioni della Mostra del Cinema di Venezia raccontati con interviste storiche inedite con un ricco repertorio di immagini di archivio nel documentario Dalla parte del leone. La voce narrante è quella di Carla Bruni, il documentario di Battista Cegarai e Giuseppe Bucchi ripercorre le tappe cruciali e i momenti significativi della rassegna cinematografica più antica del mondo. Il materiale è vastissimo, ci si potrebbe fare una serie, chiaramente non si poteva mettere tutto, però diciamo che Battista ha scelto di dare una chiave di lettura. È anche molto interessante vedere come il festival viene visto fuori dal panorama italiano. Ci sono tantissime chicche, tantissime cose, ci sono delle interviste fatte da Lello Bersani, che ne so, una su tutte potrebbe essere a Roberto Rossellini. La Mostra di Venezia rimane una delle mostre cinematografiche, anzi è l'unica che si chiama mostra, perché sennò sono festival. Qui sono stati scoperti tantissimi registi, tantissimi attori sono nati qui. E donc on a vu des heures et des heures et des heures d'archives depuis les années. Abbiamo usato molto le immagini di vecchio archivio che mostrano l'importanza dei film che sono stati proiettati qua, e poi abbiamo visto ore e ore e ore di materiale d'archivio, abbiamo trovato delle cose fantastiche. Alla mostra anche Rocco Papareo per ritirare un premio collaterale. La mia più grande soddisfazione è stato progettare, realizzare e assistere alla sua diffusione del film Basilicata Coast to Coast. Il mio primo film e sono molto contento e orgoglioso di averlo fatto. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di serata. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo.
Gli ultimi aggiornamenti confermano che per tutta la prima parte di settembre lo scenario meteorologico sarà in generale dominato dall'alta pressione. Di conseguenza il tempo sarà piuttosto stabile. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì. Sul Veneto tanto sole, cielo che si presenterà in gran parte sereno o al massimo poco nuvoloso. Non si verificheranno precipitazioni degne di nota. Temperature dal sapore tardo estivo, minime sugli 11-19 gradi, massime comprese tra 26 e 29 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato con cielo sereno. Al mattino nel fondovalle tarvisiano possibili nebbie o nubi basse. Temperature minime fra 16 e 18 gradi, massime sui 27-29 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui tanto sole con qualche nube bassa alla mattina. Temperature minime intorno ai 14-16 gradi, massime sui 29-33 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.